Ciao a tutti, sono Ernestina dalla Cortoluccio e benvenuti alla seconda stagione di Ernestina dalla fine del mondo. Questo programma che va in onda sulla nostra cara radio ABM ha compiuto un anno di trasmissione e vuole continuare con questa avventura di raccontare le storie di immigrazione dalla fine del mondo nella nostra rubrica Storie di immigrazioni e non solo. Anche poter raccontare ai discendenti dei bellunesi sparsi per il mondo le eccellenze del territorio dolomitico e tutte le potenzialità del Veneto nella rubrica Eccellenze Dolomitiche. A nome mio e da parte di tutto il team del programma, siamo contentissimi di tornare nuovamente qui sulla radio di Bellunesi nel Mondo, alla quale ringraziamo sempre per lo spazio e la fiducia. Oggi, 7 agosto, giustamente il giorno in cui ricordiamo a San Gaetano d'Etienne, santo patrono del lavoro, per dare inizio a questa nuova stagione, vogliamo condividere con voi una storia interessante quanto sentita, una storia che approfonde radici nella storia italiana, ma che sorge con forza in Argentina e altre parti del Sud America. Questa volta non sarà una storia di immigrazione, ma quella di un amatissimo santo veneto, che ha conquistato milioni di fedeli in tutto il mondo, e particolarmente qui, alla fine del mondo, l'Argentina. Un santo che cambia leggermente nome nel nostro paese, ma che coinvolge milioni di fedeli lo stesso. È il patrono del lavoro e il pane. Stiamo parlando di San Gaetano d'Etienne e in spagnolo viene tradotto come San Cayetano. Questo santo, nato nella regione del Veneto, a Vicenza, è diventato la seconda devozione più cara per gli argentini, dopo la santa patrona, la Virgen de Luján. Storia che vi abbiamo raccontato in una puntata precedente con la toccante storia della famiglia Fain. Praticamente tutti gli argentini, pure quelli non cattolici, sanno dell'esistenza di San Cayetano. Questo santo è parte del DNA argentino e della cultura contemporanea. Nato in Veneto, più precisamente nella bella Vicenza nel 1480. San Cayetano è diventato praticamente il santo più argentino. Sebbene in Italia la sua devozione non sia molto diffusa, qui alla fine del mondo i suoi fedeli lo adorano e visitano il suo santuario ogni anno. Questo consueto appuntamento, che raduna migliaia di persone, è un esempio perfetto del calore e dell'amore della gente per il suo santo. San Gaetano d'Etienne ha avuto una vita caratterizzata dalla solidarietà, nell'aiutare disinteressatamente agli altri e donarsi alle persone più bisognose. Nonostante il sacerdote fosse nato in una famiglia benestante, fin da giovane sapeva che il suo scopo nella vita era quello di aiutare gli altri e il tempo ne ha dato ragione. San Cayetano è anche il patrono della provvidenza e dei disoccupati, che ogni 7 agosto riceve tante richieste quanti ringraziamenti dai suoi fedeli. L'origine di questo giorno risale alla data di morte del santo, il 7 agosto 1547. Una delle manifestazioni più nota della devozione che hanno gli argentini si dà nel famoso quartiere de Liniers, vicino alla capitale del paese, dove nasce questo amore per il santo veneto. Infatti, già da alcune settimane prima del 7 agosto, quando si commemora la morte del santo, migliaia di persone fanno la fila e dormono in tende per strada per poter essere nella processione e occupare i primi posti nella fila per ringraziare i favori ottenuti. I fedeli depositano offerte e ringraziamenti per i doni concessi. Si potrebbe affermare che nella maggior parte delle case cattoliche argentine si trova un'immagine del santo veneto alla quale viene di solito aggiunta una spiga di grano, simboleggiando il pane. La devozione è cresciuta in tutto il territorio nazionale argentino, siccome è il santo che dà lavoro e pane, porta con sé una religiosità molto profonda. Se alcuno dei nostri ascoltatori che ci sta sentendo ora su radio ABM Voce delle Dolomiti non lo sa ancora, San Gaetano viene solitamente raffigurato con il bambino Gesù tra le braccia. Gli artisti hanno preso l'ispirazione da un episodio narrato dallo stesso San Gaetano d'Etienne in una lettera indirizzata a una religiosa agostiniana del monastero di Santa Croce. Particolarmente in Argentina rappresenta una delle figure più importanti del cattolicesimo e arrivò qui dall'Italia. Ma come nasce questa devozione qui in Argentina? Secondo alcuni studiosi è stata una donna della provincia del nord argentino chiamata Santiago del Estero, che nel lontano 1730 era una donna molto cristiana con radici a Santiago de Compostela, in Spagna, e di famiglia benestante, María Antonia de la Paz y Figueroa.
Questa donna straordinaria decide di dare ai più bisognosi le sue ricchezze, tra i poveri, e si dedicò alla vita spirituale, ponendosi sotto la direzione dei padri gesuiti. Realizzò importanti opere che affidò alla protezione di San Gaetano. Nel 1870 riceve in donazione alcuni terreni nel comune di Liniers, dove furono costruite una chiesa e una scuola, tra tanti altri edifici, in onore di San Gaetano di Thiene. Da quel luogo lontano, allora dal centro storico della città, sarebbe nata la devozione fervente di un intero popolo argentino. Ma altri autori stimano che la chiave dell'origine della devozione di San Gaetano di Thiene risiedesse nella crisi mondiale del 1929, che nel nostro paese, l'Argentina, portò una grande crisi economica e politica dell'anno 30. Milioni di argentini impoveriti e senza lavoro si sono affidati a San Gaetano, ossia al Santo Veneto del lavoro, i disoccupati e anche la provvidenza, per assisterli. Oggi, quasi 100 anni dopo, i suoi fedeli continuano con questa importante e sentita tradizione. Alcuni vanno in processione fino al santuario di Liniers per chiedere lavoro e altri soltanto per ringraziare i favori concessi. Molti fedeli decidono di accampare fino a una settimana prima per essere presenti davanti all'altare del santo, toccarlo e ammirarlo con profonda devozione. Ogni 7 agosto, dall'alba, i devoti si riuniscono in comunità con una commovente emozione, avanzando passo dopo passo per raggiungere il santo con gioia, fede, speranza e pazienza, portandogli i loro problemi, le loro preghiere, la loro devozione e rispetto. Questa devozione così forte non si fermò nemmeno in questo periodo di pandemia. L'amore e la fede del popolo argentino è stato capace di trascendere l'aspetto fisico, già che i fedeli hanno potuto collegarsi tramite internet alla processione virtuale guidata dal vescovo Poli nel contesto delle restrizioni a causa del Covid. Nel 2020, il primo anno dell'isolamento obbligatorio in Argentina, anche la messa dedicata al santo patrono veneto del pane e il lavoro fu trasmessa in streaming a causa della pandemia. Siamo in un momento molto difficile, anche molto stretto, con molta angoscia. La questione del lavoro è una preoccupazione di tutti i genitori. Sono state le parole che ha pronunciato l'arcivescovo di Buenos Aires, il cardinale Mario Poli, come tempo fa lo faceva il cardinale Jorge Mario Bergoglio, ora il nostro caro Papa Francesco, il Papa argentino. Questo era stato il messaggio anche inviato ai fedeli devoti di San Cayetano di San Gaetano, che si trovavano alla vigilia della festa del santo e ripetevano il motto di «Caro San Gaetano, come popolo e famiglia, aiutaci a vedere Cristo vivo in ogni fratello». Un amore che va oltre le frontiere e unisce nuovamente l'Italia con l'Argentina. San Gaetano, come santo patrono del pane e del lavoro, rappresenta uno dei più cari valori di cui gli italiani vanno fieri e che meglio li definisce: il lavoro che come migranti sono venuti a cercare e trovandolo hanno onorato la loro identità, con cui hanno fatto crescere con tanto sacrificio le loro famiglie. Come via vai con l'Italia, questo forte legame si dà non solo con il Veneto, ma anche con una città del sud Italia che è molto legata all'Argentina, Napoli. San Gaetano nasce a Vicenza, in Veneto, ma si spegne a Napoli, dove riposano i suoi resti. San Gaetano è uno dei compatroni di Napoli dopo averla salvata da una peste a metà del 1600. Ma Napoli è San Gennaro e non San Gaetano ad essere il santo più amato della città. Infatti alcuni napoletani dicono che San Gennaro protegge i napoletani, mentre San Gaetano protegge gli argentini. San Gaetano è noto in Italia anche per essere considerato il primo a dare vita al rinomato presepe napoletano. Secondo gli studiosi, il merito di San Gaetano fu quello di arricchire la rappresentazione del presepe con personaggi che appartenevano sia al mondo antico che all'epoca contemporanea, donando allora una delle principali caratteristiche del presepe, la sua atemporalità. Anche alcuni scritti indicano che San Gaetano è colui che ha iniziato l'antica tradizione di allestire i presepi a Natale sia nelle chiese che nelle case. San Gaetano, patrono del lavoro, promotore del presepe napoletano e anche compatrono della città di Napoli, è il santo veneto più amato dagli argentini. Cari amici ascoltatori di Radio AVN Voce delle Dolomiti, oggi la nostra puntata finisce qui, ma vi invito a fare una preghiera per tutti quelli che in questi tempi così difficili di crisi economica a causa della pandemia hanno perso il lavoro. E non solo,
vi invito a pregare per la sua intercessione, chiedendo che possa fermare anche questa volta la pestilenza che ci attacca da tanti mesi. Oggi, 7 agosto, e in questo tempo difficilissimo più che mai, chiediamo al caro San Gaetano d'Etienne, con fede e devozione, che ci dia pane, pace e lavoro. Vi aspetto alla prossima settimana qui, su Ernestina dalla fine del mondo. Intanto io vi saluto da qui, dalla fine del mondo. Arrivederci amici, come dice il nostro motto, vicini e lontani, mai soli. Ringraziamo Ignazio dalla Corte Lucio per la musica e il montaggio e Patrizia Lucio alla regia.